Allora, ho preparato una giornata molto speciale per i due ragazzi che hanno vinto il concorso, una giornata a Isola, e tra un po' partiamo alla scoperta di questa nostra città meravigliosa e sono sicuro che ci divertiremo un sacco. Ma prima volta a Isola, mi aspetto tanto mare, tanto sole, speriamo, tanto pesce e tante cose belle. Ma io mi aspetto di scoprire qualcosa che venendo qua da turista non potrei perdermi, ecco, quindi qualcosa di particolare che solo chi abita qui sa. Barracuda. Oh, ciao ragazzi! Ciao, come stai? Damian. Filippo, molto piacere. Francesca. Damian, piacere, prego! Grazie. Benvenuti a Isola. Grazie. Eccoci qua. Oh, finalmente. Allora, come è andata la notte? Bene, abbiamo dormito benissimo. Dormito bene? Siete carichi? Bellissimo. Pronti per la partenza? Sì, Yes. siamo pronti per nuove avventure. Bravi, perché abbiamo anche un bel tempo oggi, quindi siamo... Siamo fortunati. Yes. Adesso ordiniamo un caffettino. Oh, sì, ci vuole. Con Primož e poi siamo pronti. Perfetto. Perfetto. Questo è il mio amico Primož, il proprietario del bar Pricraliu. Allora, voi siete arrivati nel locale, uno tra i più vecchi di Isola, si chiama Buffet Pricraliu, che sarebbe il Talre. Abbiamo deciso di fare un po' più un tipo mediterraneo, quindi abbiamo, come si vede, Piante. tante piante, dal basilico, Trovi tutto qui, soprattutto aromatiche, perché noi facciamo ogni anno pure delle feste. E dopo d'estate ogni giovedì facciamo pure dei concerti che abbiamo qua dietro di noi, mettiamo il palco. De lamento e paz, que veio tossina de espada e cruz, invade o peito di quem ouve jazz. Comunque una bella giornata. Grazie Primož. E venite di sera a vedere il concerto. Ecco ragazzi, siamo qui, ci troviamo con Mattiz e Mattei che saranno le nostre guide oggi con le bici. Oggi con le bici elettriche ci faremo un bel giro, vedrete un po' l'isola da un po' più in alto, su dal Belvedere, poi andremo avanti, ci faremo una bella gita, vedremo le saline e un altro paio di bei spot che vi piaceranno di sicuro. Oh, bene, siamo pronti. Ecco ragazzi, siamo finalmente al primo punto panoramico, diciamo. E questo punto è tra i miei preferiti qua a Isola, perché anche se è una giornata brutta o non ti va niente, vieni qui, ti siedi un attimo e ti godi sta vista. Ti godi la città dall'alto, Esatto. che è bellissima da vedere. Benvenuti sulla nostra terrazza più bella in nostra bellissima isola. Ecco, siamo nell'alberghi Belvedere, dove abbiamo albergo di 4 stelle, 3 stelle e poi anche campeggio. Una sorpresa per voi, ecco. Grazie. Benzina per la bicicletta. Sì, prego. Così. Un Spritz Belvedere. Grazie. Ecco. Salute. Come si dice in sloveno? Salute. Na zdravje. Perfetto. Abbiamo anche il spa, centro termale con la piscina esterna anche, sempre qualcosa da fare da noi. Ci stai invitando, insomma. Sì, sì.
Ok ragazzi, siamo arrivati con la bici sul Croce Bianco, un punto bellissimo e bisogna anche mangiare qualcosa, no? Dopo un po'. Esatto, quindi ci abbiamo preparato un po' di picnic con i prodotti locali. E tutti questi prodotti qua si trovano anche nel cestino di Isola, che lo prepara il Centro Informativo Turistico di Isola. E come ho già detto, tutti i prodotti locali, dove troverete un po' di prosciutto, formaggio, le olive, abbiamo guardato gli olivi fino adesso, quindi ci sta, un po' di pesciolino sott'olio, e questo è comunque un brand storico fatto Della Maris. Esatto, della Maris. È una roba buonissima che adesso infatti lo proviamo. Siete pronti? Dai! Assolutamente. Dai! Buongiorno. Ben arrivati a Isola, tutto bene? Bene. Ok. Quindi ci troviamo adesso all'interno di Palazzo Manzioli, quindi ancora una volta benvenuti presso la sede della Comunità Nazionale Italiana di Isola. Siamo comunque in un territorio bilingue, sia Capodistria, Isola e Pirano appunto è zona bilingue dove sia lo sloveno e l'italiano sono lingue ufficiali e dove comunque convivono queste due culture. Quindi la nostra sede e la nostra comunità comunque ha interesse a promuovere la cultura, la lingua italiana e questo lo fa tramite varie attività, eventi, mostre e concerti che si svolgono sia nella nostra sede ma anche presso l'adiacente piazza Manzioli. Direi che è arrivato il momento di andare a bere qualcosa visto che fuori fa tanto caldo. Nella nostra sede abbiamo anche un gestore che è comunque connazionale della famiglia Zaro, quindi è da parecchi anni che il Wine Bar Manzioli produce e offre dei buonissimi vini, quindi siete gentilmente invitati a una piccola degustazione a provare le nostre buonissime malvasie e refoschi. Quindi prego. Buongiorno e benvenuti al Manzioli Wine Bar. Noi siamo la famiglia Zaro da Isola e oggi proveremo un bicchiere di vino isolano. Ecco, salute. Bianca, grazie. Adesso state bevendo un Pet Nat, significa un spumante non filtrato, fatto di 100% uva bianchera, che è un'uva autoctona, così che è un prodotto 100% isolano. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, ciao. Come va? Bene, giornata piena. Piena, no? Allora, noi siamo un ristorante di pesce, già da 3 generazioni, dal 1980. Abbiamo freschi ingredienti locali e adesso vi preparo un po' da provare. Bello, Volentieri. grazie. Grazie.
Nice to meet you. Nice to meet you. Great, welcome in front of Isolana, our beautiful museum. Come inside. Yeah, thank you. So, I have a question for you two, or for you three. You are now in front of the beautiful ship called Bark, and I want to know, have you seen those ships full of containers on your way here? Yes. Great. If you stand on the same spot 200 years ago, you would see this ship, how it goes in our ports. This is the typical ship called Bark, and the interesting thing is, it could carry up to 1,000 tons of merchandise. So this was a classic merchant ship. So welcome in the room of Pietro Copo, and behind me one of the best maps of the Slovenian or the whole Istria. Can you please show me Isola on this map? Yeah, here. Yes, exactly, and if you look closely you can see that Isola was really an island. Follow me inside. So welcome in one of our rooms dedicated to our fishing history. Here you see one of the best and most used ship in Isola. It was called Passera, and beside the fact that it was a fishing ship, it was also used as a pulley. This ship was pulling bigger ships inside our small port of Mandrach, or in Italian Mandracchio. I wanted to show you basically the end product of our beautiful factory. As you can see, the end product is a fish inside a tin can. So these tin cans are extremely well preserved, and this means that they can be sent all around the world. And you can also see how the factory developed. So at this point we already have automatization, and the production rises astronomically. Eccoci qua davanti al campanile di Chiesa di San Mauro, e volevo portare qui perché c'è una bella vista lassù che andiamo infatti adesso a vedere. Oh, pronti? Va bene, pronti? Abbiamo fatto una bella giornata fino adesso, abbiamo fatto delle beach, abbiamo visto scorci meravigliosi, abbiamo mangiato benissimo, così. Cosa ne pensate fino adesso? Bello. Stupendo, veramente meraviglioso. Vero? È una giornata piena, però abbiamo scoperto un po' Isola da un altro punto di vista. Bene, sono contento. Per l'ultima cosa, no? Ovviamente c'era un po' una piccola sorpresa, no? Adesso vi ospito in casa mia. Ok? Wow. Quindi già che abbiamo fatto la giornata insieme, adesso vi ospito in casa mia, e quindi se siete pronti andiamo insieme. Pronti? Va bene. Andiamo. Come ho detto, sono marinaio, ma non ho detto che sono io e la mia moglie, cioè la mia famiglia, che offriamo comunque diciamo le esperienze uniche con barca a vela. Ecco ragazzi, questo è Alice in Waterland, Wow. è la nostra barca a vela con cui offriamo le vacanze uniche da isola in isola, partendo da isola e così via, o vari pacchetti e così via. Lo facciamo io e la mia moglie Federica, che l'ho conosciuta adesso, e ovviamente la nostra figlia Alice, che è anche a bordo, che sì, esatto, perché Alice in Waterland. esatto, da cui deriva il nome. Ecco, se siete pronti, Dai, sì. vediamo.
ragazzi, vi presento mia moglie Federica, che senza di lei questa baracca non va avanti. Piacere Federica, Francesca. Piacere mio, Francesca. Ciao Filippo, piacere mio. Grazie di essere a bordo. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Abbiamo fatto una giornata molto attiva, tante cose con le bici, passando anche dalla Parenzana e anche nella seconda parte abbiamo visitato un po' il centro storico e gran finale, diciamo, una bella gita in barca. Sono molto contento che i ragazzi rimangano con noi in barca, che dormiamo tutti qua e domani ci facciamo una bella colazione e ci salutiamo sperando di vederci di nuovo. Beh, giornata molto speciale, io mi aspettavo tanto mare, tanto pesce, invece ho trovato molto di più. Sì, devo dire, volevo conoscere qualcosa che appunto da semplice turista non avrei mai scoperto e devo dire che sono stata assolutamente soddisfatta. La cosa più bella in realtà per me è stata la sorpresa di essere qua in barca in questo momento, il fatto di dormire qua perché proprio non me l'aspettavo. Beh, la cosa più bella è che io questa cosa me la rivenderò per i prossimi 4 regali di compleanno di Natale insieme, poi tanti bei brindisi e quando si fanno tanti brindisi vuol dire che si sta bene e si è felici. E qui siamo felici.